Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. Di nuovo qui a Brescia in tavola su Teletutto, questa saluta, si muove, Oh, siamo tornati alle posizioni normali per chi ha seguito la puntata di ieri. Questa stava qualche centimetro di fantascienza, in altezza. Vabbè, dai. Allora, cara bella Federica, oggi che cosa ci propone il ristorante Nuovo Inizio? Tagliolini al branzino. Ah, tu sai che il branzino è il pesce. Pesce. Pesce di così. Va bene, allora vediamo un po' gli ingredienti. Porzioni per 2 porzioni. Facciamo per 2 porzioni poi. Ok, allora ci vorrà un branzino, 10 pomodorini ciliegini, del burro, dell'olio extravergine di oliva, del polvere di dado, del prezzemolo fresco e ovviamente dei tagliolini che siano di pasta fresca o secca. Cosa consiglia la tua cultura culinaria, Federica? Pasta fresca. Sì, Federica mi dice pasta fresca, poi per la secca. La secca. No, vabbè. Allora, il procedimento. Allora, dovremo privare il branzino dalle lische e dalla pelle. Taglieremo a pezzettini i filetti, mettendoli in una padella con i pomodorini. E un pochino di prezzemolo tritato. Dillo a te allora. Mamma mia, che malmostoso, mamma che pigliata. Ma tu sai perché tu sei sposata? Non mi hai detto mai nulla. Dillo al nostro pubblico, sei sposata, sei single? Sì, sono sposata. Però questa cidognola che c'ha addosso, un giorno farai conoscere anche il marito. Vabbè, andiamo avanti, giorno. Allora, pomodorini, un poco di prezzemolo tritato, della polvere di dado, del burro, dell'olio extravergine di oliva e cuoceremo tutto a fuoco molto lento per una decina di minuti. Allungheremo un pochino alla volta con dell'acqua di cottura. Questo potrebbe tornare utile, però c'è un buco. Qual buco? Ma sarà stato un carrello, a tela di legno? Un carrello? Non so mia cosa è il carrello. Ma che bontà! Ho bisogno di lei, signor Pierangelo. Senta, signor Pierangelo, Federica sta impunita che non lasciamo stare, mi ha detto sta cosa, carrello. Che cos'è il carrello? È l'insetto che consuma il legno all'interno, che mangia il legno, che rovina le sedie, che rovina soprattutto i mobili antichi. Quindi il tarlo. Esatto, bravo. In italiano è il tarlo. E lei ha dei mobili a casa con i buchini del carrello? Ho tutti i mobili nuovi. Una volta C'era, sì, la mia mamma, la mia nonna li avevano tutti il carrello. E chissà qual è il legno preferito dal carrello, sai, magari anche loro sono un po' sofisticati. No, non c'entra il legno, no. È vero, anch'io da bimbo ricordo questi mobili tutti punterellati. Controllate anche voi in casa se ne avete. Grazie signor Pierangelo. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, ci ha aiutato, ecco, vedi, ci vuole il signor Pierangelo. Mannaggia. Ah, vedi Pierangelo? Pierangelo, sai io cosa lei il carrello, il mio come te peo. Il tarlo del legno. Ma oggi sono tutti mobili moderni, così invece nelle case dei nostri nonni, dei nostri genitori con i mobili di legno si vedevano tutti. Permetta che aiuta po' te. Sì, vero? Il carrello. Mangiare. Dai, domani. Allora era il nostro branzino per 2 porzioni, esatto, vero? Eravamo arrivati, stavamo cuocendo il nostro sughetto. Nel frattempo dovremo far cuocere la pasta in acqua tagliolini in acqua abbondante, salata a piacere. Una volta pronto mantecheremo il tutto mescolato tutto insieme per un paio di minuti. Quindi con i pomodorini, il prezzemolo e quant'altro. Yes. Sta buono? Buaffi. Dici? Mangiata fatta, buonissima. Sì. Quindi se lo dice lei è ancora viva, tutto a posto. Basta. Mamma mia ragazzi, che carattere. Che vogliamo fare? Salutiamo? Salutiamo, ciao a tutti, a domani. Eccola, col bacio. Alla prossima, ciao. Buon appetito all'Italia che fa così cosa, ma intanto va. Buon appetito all'Italia com'è. Non so com'è, ma se